Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio: alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, da dove il presidente Luca Zaia farà il suo punto stampa quotidiano. Si torna a fare il punto stampa quotidiano a Marghera dopo, sappiamo, l'incontro di ieri con il ministro Garavaglia, dopo qualche giorno un po' di movimenti e impegni per il governatore Luca Zaia. Giornata importantissima oggi perché si può tornare a consumare nei locali pubblici all'interno. Sembra una cosa banale detta così, invece è importantissimo perché sappiamo quali sono le traversie che hanno subito gli esercenti, i bar, i ristoranti, le trattorie, tutto quello che fa ristorazione. E in questi tempi, quando sarebbe stato comodo stare all'interno, invece si poteva consumare solo all'esterno. Qualche esempio: in altopiano, ci ricordiamo un servizio che abbiamo mandato noi di Rete Veneta, in altopiano dei 7 comuni, una sera in cui si poteva mangiare fuori, c'erano 6-7 gradi e molto complicato gestire una situazione del genere. Tutto un comparto che ha subito danni enormi, ma che da oggi potrà guardare il futuro con uno sguardo diverso. Naturalmente è stato perso per strada qualche pezzo anche importante, perché sappiamo che sono molti i locali, i bar che non riapriranno più dopo le difficoltà di questi ultimi tempi, quindi ne parleremo di sicuro nei telegiornali di questa sera delle nostre emittenti. I nostri giornalisti sono sul campo per capire che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa nell'atteggiamento delle persone, nel modo di rapportarsi anche da parte degli esercenti. Allora, noi siamo pronti come sempre a collegarci con i nostri giornalisti di Padova, Vicenza, per fare il punto della situazione. Sappiamo che dovrebbe essere in arrivo una videochiamata, uno Skype, come si dice, con Gabriella Basso. Chiedo alla regia se abbiamo novità su questo fronte, altrimenti andiamo a vedere un primo servizio. Allora vediamo già un po' di cronaca, perché ci parlano di un ribaltamento in tangenziale di un'auto da parte della nostra redazione, un incidente che è avvenuto a Chiesa Nuova. 2 incidenti stradali a poche ore di distanza a Padova. L'ultimo nella notte allo svincolo di via Chiesa Nuova, dove il conducente di un'auto ha perso il controllo ed è uscito fuori strada. L'uomo alla guida è rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è stato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere e affidato alle cure dei medici del 118, che lo hanno portato d'urgenza in ospedale. Sul posto anche i vigili per i rilievi e per sgomberare la strada dai rottami. Un altro incidente invece è avvenuto lunedì sera lungo la rampa di accesso della tangenziale di Padova Ovest. Un'Audi A3 si è ribaltata, bloccando completamente la carreggiata e sfondando il guardrail. Anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco, il SUEM per prestare soccorso all'automobilista e la stradale per gestire il traffico. Allora, in attesa di poterci collegare con Vicenza, vediamo un po' di notizie che arrivano dall'ANSA, perché c'è un'informazione molto importante. È una notizia di un lancio di agenzia che dice in pratica: vacanze, italiani tutti al mare ma concentrati in agosto. Allora, mare, profumo di mare, dice questo lancio di agenzia, sta esplodendo la voglia di vacanza, ma vacanza balneare scelta da oltre 6 italiani su 10, mentre tutte le altre tipologie di destinazione, dalla montagna alla città d'arte, perdono un po' di terreno rispetto a maggio 2019. L'indice di fiducia dei viaggiatori italiani, parliamo di Confturismo, Confcommercio, recupera 12 punti in un mese, mai accaduto, segnando a maggio quota 69, praticamente lo stesso livello di 2 anni fa. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una voglia incredibile di andare in vacanza da parte degli italiani. Crediamo che i veneti non facciano eccezione su questo versante. Resta da capire se anche per i veneti, per 6 veneti su 10, perché per 6 italiani su 10 è così, vale più il mare della montagna. È la classica diatriba mare-montagna che funziona da sempre. Noi lo chiediamo anche alla nostra Gabriella Basso, che è in collegamento da noi dal centro storico di Vicenza. Gabriella, partiamo con una nota di servizio: mare o montagna? Diciamo che i vicentini cercano di rimanere in Italia fondamentalmente per queste vacanze 2021, magari utilizzando la seconda casa. C'è chi però comunque programma già anche il viaggio
fuori regione. Le mete sempre quelle diciamo più importanti, più sentite sono Sicilia, Sardegna, ma anche la Grecia va per la maggiore, quindi direi mare, ecco. Nel mare. Era una domanda onestamente molto più personale. Per te, mare o montagna, sei di quelli che si schierano da una parte o l'altra o va bene tutto? E io se riuscissi a fare tutti e due. Gabriella, allora raccontaci cosa succede a Vicenza oggi. Allora, intanto c'è una notizia importante perché in queste ore il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, sta firmando un'ordinanza per cui si potrà servire e bere alcolici o comunque bere in generale solamente seduti ai tavolini dei bar, nei plateatici dei bar, all'interno dei bar, perché poi da oggi, 1° giugno, si potrà anche consumare all'interno dei locali, ma non si potrà praticamente portarsi via la bottiglia o bere qualcosa seduti sulla panchina del giardino, del parco, piuttosto che, come è successo, lasciando appunto i vetri, i cocci di bottiglie sui cosi dei negozi, insomma. Quindi un'ordinanza restrittiva da questo punto di vista, e si sta ragionando anche, ormai addirittura d'arrivo l'ordinanza, anche sul discorso del fumo, e cioè vietare il fumo, di fumare in prossimità dei monumenti cittadini, dei musei e soprattutto anche delle scuole. Quindi il genitore che aspetta il figlio fuori da scuola non potrà accendersi la sigaretta nell'attesa, ecco. Capisco, molto, molto interessante perché si ricomincia, questo ci dà l'immagine anche dal punto di vista dell'informazione di un Veneto, di una città come Vicenza che riparte, e queste sono cose di ordinaria amministrazione. Vuol dire che stiamo andando verso la normalità. Se i sindaci cominciano a pensare a questi problemi, che sono problemi comuni delle persone ma che per tanto tempo sono venuti dopo le necessità impellenti legate all'emergenza coronavirus, vuol dire che stiamo tornando alla normalità. Questo si vede anche dai nostri telegiornali, che parlano molto di più di quotidianità e magari un po' meno di coronavirus. Gabriella, abbiamo cronaca al momento da Vicenza? Al momento non ancora, ma la giornata, come dico sempre, è lunga. Al momento vedremo in onda alle 19:15 per quanto riguarda il telegiornale di Vicenza. Sicuramente, probabilmente potrà succedere qualcosa. C'è qualcosa che bolle in pentola anche da questo punto di vista. Molto bene Gabriella, noi ti ringraziamo, ti lasciamo andare perché sappiamo che è una giornata piena di impegni e appuntamenti in centro a Vicenza. Per tutto il resto diamo appuntamento appunto ai nostri telespettatori alla TG Vicenza di questa sera. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Torniamo in studio. Allora, questo avete sentito, temi quotidiani, temi ormai più importanti anche dal punto di vista dell'informazione e della diffusione di queste notizie rispetto all'emergenza. Poi vediamo assieme i dati che sono davvero in picchiata. Un tema che era stato un po' accantonato con tutto quello che è successo, ma che torna di prepotente attualità, è quello dell'autonomia. Ieri c'è stata un'audizione in Consiglio regionale, c'era anche il governatore Luca Zaia. Noi abbiamo parlato con la Presidente della Commissione parlamentare sulle questioni regionali, Emanuela Corda, proprio di questo argomento. I cittadini hanno perfettamente ragione, perché nel 2017 non solo il Veneto ma anche la Lombardia si era espresso proprio su questo tema, tra l'altro dando un consenso incredibile, oltre il 95% dei sì all'autonomia differenziata. Noi come Commissione bicamerale non possiamo fare altro che dare nuovo impulso ovviamente a questo processo, perché purtroppo c'è stato questo evento gravissimo della pandemia che ha bloccato un pochino i lavori parlamentari e anche i nostri, ahimè. Infatti oggi abbiamo ripreso una missione che era stata purtroppo annullata a causa Covid, ma devo dire che oggi con il Presidente Zaia, con il Consiglio regionale abbiamo preso degli impegni importanti e ci teniamo a rimarcare che comunque... Vale a dire? Ci impegneremo per accelerare l'iter. Tra l'altro parla già di luglio, se posso chiedere, di luglio come approdo della legge quadro alle Camere. Questo non glielo so dire perché non voglio dire delle inesattezze, perché ovviamente bisognerà vedere anche il governo come si porrà, però il ministro Gelmini su questo punto è stato molto disponibile e ha parlato proprio di legge quadro. Tra l'altro abbiamo un testo già pronto, che è il testo boccia, che era pronto per il Consiglio dei Ministri, poi ahimè è caduto anche il secondo governo Conte, ma devo dire che abbiamo constatato che appunto l'attuale ministro si è reso disponibile e noi con la Gelmini faremo un lavoro di raccordo.
forse magari informando un po' di più e cercando di capire come anche delimitare il perimetro poi di quelle che sono le richieste, potremo trovare una soluzione tutti insieme e ovviamente assecondare queste richieste legittime. Quindi riparte, non si era mai fermato ma aveva rallentato questo percorso. Noi di Rete Veneta siamo sempre molto vicini a questo tema tanto caro ai veneti, parleremo quindi di autonomia da qui in avanti molto più spesso. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Giornata importante, abbiamo detto, per molte categorie, come quella dei ristoratori, dei bar, ma insomma è tutto il Veneto che cerca di trovare lo spunto per la ripartenza. Nel mirino c'è un comparto importantissimo che è quello del turismo. Abbiamo sentito prima un lancio di agenzia ANSA che dice che per 6 italiani su 10 la vacanza quest'anno sarà al mare. Pare che anche i veneti stiano puntando molto verso i lidi, non sempre lidi nostrani, ma insomma l'Italia è piena di spiagge bellissime, di mari altrettanto belli, quindi saranno in molti che andranno nelle altre regioni, tanti invece rimarranno da queste parti. Cercheremo di capire nei prossimi giorni, è uno spunto anche per una piccola inchiesta, per capire se i veneti preferiscono il mare o la montagna e dove andranno in vacanza. Di vacanza si è parlato con il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che ha incontrato Luca Zaia ieri e tutte le associazioni di categoria. Insomma, qualcuno ha detto, noi cos'è? Tutte le cose che abbiamo in giro per il mondo si trovano. Da noi c'è una particolarità, ci sono tutte. Con i suoi 72 milioni di presenze, con il 67% di turisti stranieri e un fatturato da 18 miliardi di euro, il Veneto è la prima regione turistica d'Italia. Un ruolo riconosciuto anche dal ministro Massimo Garavaglia, che stamane è arrivato a Venezia per un confronto con il presidente Zaia. Una cosa che ho capito da questa visita è che il Veneto è il turismo. È vero, c'è tutto. E anche è un momento particolare, perché adesso siamo nel momento della ripartenza e dobbiamo partire veramente veloci. Il ministro al turismo ha anche incontrato gli operatori del comparto che hanno presentato le loro richieste per una ripartenza davvero veloce. È stato un incontro operativo e concreto, come sono i veneti, ha detto Garavaglia. Prima istanza è quella di fare in modo che ci sia la possibilità di assumere personale, cioè tutte le imprese, ma non solo quelle turistiche, mi stanno letteralmente messaggiando rispetto al fatto che c'è la carenza di occupati. Per il turismo il governo ha già previsto una decontribuzione e su questo spingono gli operatori del settore. Ci si chiede di estenderlo anche alle stagionali, giusto? Perché anche gli stagionali hanno questa necessità. Istanza che Garavaglia si è impegnato a portare come emendamento al decreto semplificazioni o sostegni. Turismo, ha spiegato Zaia, che ha un ruolo fondamentale per l'intero tessuto economico. Il turismo è un elemento di comunicazione eccezionale, straordinario, e quindi porta il Veneto in giro per il mondo, e quindi tutti i nostri imprenditori degli altri comparti riescono a trovare delle vie, diciamo, di entrata nei mercati grazie anche alla conoscenza dei nostri territori. Al centro del confronto anche le regole per viaggiare, con il Green Pass che dal 15 giugno dovrebbe diventare elettronico e con la proposta della Commissione europea perché sia valido dopo 14 giorni dall'ultima dose di vaccino o 180 giorni per i guariti. E ancora la richiesta di eliminare il tampone per i turisti extra UE che arriveranno in Italia. Abbiamo chiesto al ministro Speranza di togliere il tampone per chi è vaccinato, perché se uno è vaccinato perché gli devi fare il tampone. Sono 9 milioni gli italiani che si sposteranno per il ponte del 2 giugno, mentre il 54,5% dei nostri connazionali ha già prenotato o ha l'intenzione di fissare le vacanze in Italia, il 10% in più rispetto al 2020. L'obiettivo ora è quello di intercettare i turisti stranieri. Se riusciamo a sbloccare il tema dell'incertezza che molti stranieri hanno per venire qui, che hanno paura della quarantena o quant'altro, decisamente si va avanti. Un'ultima battuta il ministro la fa sul tema autonomia legata al turismo. L'autonomia dà una spinta in più, dà più voglia di fare, più voglia di fatturare. Allora, abbiamo sentito importanti novità in arrivo per il turismo, sempre riguardo al turismo, un'altra tranche di quella comunicazione
che vi abbiamo letto prima. Si parla del fatto che gli italiani, come dicevamo, scelgono il mare, ma si guarda molto all'estero, con Grecia che fa un balzo in avanti, Francia e Spagna. Stabile il panorama delle destinazioni italiane, Puglia, Sicilia e Toscana sempre ai primi posti. Di questo parleremo di sicuro da qui in avanti. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove inizierà fra pochi istanti la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Prima di andare a sentire le novità con Luca Zaia, però andiamo a vedere i dati, come sempre, della situazione legata al coronavirus. Allora, queste sono le vaccinazioni. Gli ultimi dati disponibili ci dicono che in Veneto sono state vaccinate 2.793.732 persone, 22.411 nell'ultima tornata registrata. Sono 1.849.096 le prime dosi somministrate, sono 944.613 i cicli completati. Siamo molto vicini al 1.000.000 di cicli completati, vuol dire, quando saremo al 1.000.000 vorrà dire che circa un quinto dei veneti, già probabilmente così, un quinto dei veneti è in completa sicurezza. Dosi somministrate rispetto alle dosi fornite siamo al 96,7%. Questi altri dati, vediamo, over 80 con almeno una dose siamo al 98%, 70-79 con almeno una dose siamo all'86%, 60-69 con almeno una dose siamo quasi al 78%, restano un po' indietro la fascia 40-60, 50-60 siamo al 45,7%, 40-50 siamo solo, permetteteci di dirlo, al 16,4%. Disabili con almeno una dose siamo al 74,9%, vulnerabili con almeno una dose siamo al 73,1%. Somministrazioni, vedete, la settimana scorsa si è conclusa comunque con un buon 233.124 dosi inoculate. Siamo un po' sotto la media, è la settimana peggiore dell'ultimo mese e passa, perché i 297.000 del 26 aprile e 2 maggio sono un po' difficili da raggiungere. Noi usciamo da questa grafica e con la regia di Fabio Verin, che ci segue sempre in queste scorribande fra dati, servizi, informazioni e dirette, andiamo a vedere i dati dell'emergenza coronavirus. Sono molto importanti perché probabilmente oggi scenderemo sotto quota 8.000 e questo è importantissimo perché siamo a 8.338 persone positive in Veneto in questo momento. Sono solo 33 le nuove positività riscontrate con gli ultimi tamponi, per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 423.360. Sono 403.459 le persone guarite, purtroppo sono 11.563 le persone che hanno perso la vita con il coronavirus. Riguardo a questi dati e a quelli delle vaccinazioni, ogni tanto qualche telespettatore ci chiede, soprattutto sui social o via messaggio, come mai sono diversi da quelli che fornisce Zaia all'inizio della conferenza stampa. Noi ricordiamo sempre che questi sono i dati non aggiornati, ovvero sono aggiornati a qualche ora fa, fotografano una situazione di qualche ora fa, ma i nuovi dati e i dati aggiornati proprio a pochi minuti li fornisce sempre Luca Zaia all'inizio della conferenza stampa quotidiana. Quindi quelli che possiamo farvi vedere, quelli di cui possiamo parlare, hanno qualche ora, non sono datati, non è roba vecchia, è semplicemente materiale che è stato superato di poco, perché comunque le variazioni non sono mai clamorose, però sentiremo i cambiamenti con il governatore fra pochi istanti. Allora, situazione sanitaria, giusto per capire come sta reggendo la sanità del Veneto l'urto del
di questa situazione, di questo momento dell'emergenza coronavirus. Sono 587 persone ricoverate in area non critica, di cui 268 positivi, 319 che si sono negativizzati. Sono 78 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 49 ancora positive, 29 che si sono negativizzate. Dati importantissimi perché ci fanno capire che siamo veramente al lumicino. 13 in meno infatti in area non critica, naturalmente è un bilancio, quindi non è non sono solo 13 dimissioni, sono molte di più, e una persona in meno in terapia intensiva. Purtroppo sono da segnalare anche 2 decessi dopo una giornata intera in cui non erano stati registrati morti a causa del coronavirus. Il fatto che siamo a meno di 700 persone ricoverate ci fa ben sperare, perché vi ricordiamo che i dati erano molto più importanti solo qualche giorno fa. Noi torniamo in studio perché vediamo che c'è una leggera brezza che sta muovendo le bandiere, la bandiera del Veneto, quella italiana, dietro la postazione alla quale si siederà fra poco Luca Zaia, quindi presumiamo che stia arrivando il governatore. Si aprono le porte, fa un po' di giro d'aria e quindi di solito è un segnale che qualcuno si sta muovendo. Noi restiamo collegati qui in doppia finestra per essere pronti a dar la linea immediatamente al governatore quando arriverà. Nel frattempo vediamo se ci sono altre informazioni riguardanti la situazione dell'emergenza coronavirus. Non abbiamo notizie di ritardi, quindi pensiamo che sia faccenda di pochi istanti. E ricordiamo, oggi giornata importante, ne parleremo in tutti i nostri telegiornali questa sera, per i locali pubblici. Noi abbiamo i nostri giornalisti sul campo che si stanno informando, stanno cercando di capire che cosa cambia, che cosa è cambiato, che cosa cambierà con la novità riguardante la possibilità di servire al chiuso. Ovviamente quando si poteva servire solo all'aperto le perturbazioni si rincorrevano e si susseguivano assieme a ondate di freddo, giusto per creare ulteriori problemi. Adesso è arrivato il caldo, quindi pare quasi una barzelletta, però vi lasciamo al governatore. Buongiorno. Sarete premiati per la vostra costanza. Sì, perché oggi è una delle conferenze stampa più importanti della storia del Covid. Premiati nel regno dei cieli, dice pure. Premiati. Fidatevi che oggi è una buona conferenza stampa. Tamponi molecolari 5.401.000 e tamponi rapidi 4.825.000 per un totale di 10.227.000 tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 106. Su 25.915 tamponi raggiungono il record di incidenza negativa dello 0,41%. Considerate che sono 15 positivi per provincia, per darvi una dimensione. Sono 15 per 7, 7 per 5 35, 7 per 1 7, più o meno 15 per provincia. Numero di positivi dall'inizio della crisi 423.433. Positivi ad oggi, ovviamente stiamo scontando le attese delle negativizzazioni, 8.137. Vi ricordo che siamo arrivati a 100.000 nei momenti peggiori. Ricoverati totali 653, meno 28. Così suddivisi: 577 in area non critica, meno 26, 76 in terapia intensiva. Qui, se devo dirvi la verità, troverete nel bollettino nazionale 41, perché i positivi oggi in terapia intensiva sono 41. Tant'è vero che aggiungo anche, rispetto alle terapie intensive, 76 più 3
3,49 fa 4,25, questi sono i non Covid. Rispetto alle terapie intensive, vi tengo il cartello, oggi nella riunione poi è stato deciso anche, diciamo, io sono convinto di questa decisione, ormai cominciamo ad avere delle terapie intensive con un paziente, 2 pazienti. C'era una proposta di andare a concentrare tutti questi pazienti, però io penso che sia giusto ormai andare, come si può dire, a sfumare, non di tornare a mettere sotto pressione delle terapie intensive per concentrando i pazienti solo, e poi anche per i pazienti a questo punto verranno curati nel posto dove sono in carico e via, insomma, dopo man mano si chiudono, diciamo, tutti i posti straordinari. Totale dei decessi 11.569 più 9, dei dimessi 21.753. Allora, sono pochi, ma 109 positivi ci sono ancora. Abbiamo detto una quindicina per provincia. Tanto per fortuna che ci abbiamo creduto il 26 aprile nel dire è bene che si allarghino un po' le maglie e si apra, perché ricordo che oggi staremo qui a contare altri danni sulla popolazione, psicologici, umani e tragedie. Dopodiché voi sapete che noi siamo quelli che a livello nazionale sulle vaccinazioni non scherzano, nel senso che siamo ancora i primi per vaccinazioni. Abbiamo chiuso ieri, quindi le ultime 24 ore, abbiamo chiuso con 30.892 vaccinazioni e abbiamo delle belle performance, perché sopra gli 80 anni il 98% è vaccinato. Sopra i 70 anni, dai 70 ai 79 anni, non sopra, quindi nella fascia 70-79, vaccinati e prenotati, ormai sono pochi prenotati, ormai sono tutti a secondo giro, 87,8, cioè capite che sono numeri straordinari. Dai 60 ai 69 anni, 81%. Dai 50 ai 59, vi ricordate quanto... quando era partita che sembrava andasse un po' rilento, siamo già al 73%. Dai 40 ai 49 anni 54%. Allora, si sta procedendo con un po' di difficoltà. Vi ricordo che ieri avevamo 93.000 vaccini e poi sapete che a metà settimana arriva la fornitura, è arrivata. Sono arrivate 256.000 dosi di Pfizer e in questo momento in magazzino, vi do il magazzino di oggi, è 256.000 arrivate, più 62.000 di Astra, più 58.000 di Johnson, più 26.000 di Moderna. E vorrei dire però che davanti a questi dati noi abbiamo una previsione di arrivi di vaccini da qui a 30 giugno, per il mese di giugno, scusate, non da qui, per il mese di, che è da qui perché è il primo, per il mese di giugno di 1.352.000 dosi. Dopo vi spiego perché vi dico questi dati. Cioè vuol dire che se io tolgo i vaccini che in prospettiva non utilizzerò più, che sono AstraZeneca e Johnson & Johnson, perché bisogna guardare in faccia la realtà e su nostra volontà è stato scritto, su mia richiesta è stata fatta una lettera dalla Conferenza delle Regioni al Ministero, quindi a tutti gli organi deputati a controllo, per chiarire una volta per tutte se è possibile pensare che Astra e Johnson & Johnson siano utilizzabili sotto i 60 anni. Sembra che ci stiano scrivendo una risposta, però ad oggi il nostro servizio di prevenzione, come quelli di altre regioni, dicono no. Addirittura pensate che gli inglesi non scendono, che hanno vaccinato con Astra, però non sono scesi sotto i 30 anni, per dire, no? Considerando i benefici sicuramente non rapportati a rischio per i giovanissimi. Però allora di 1.352.000 ci tolgo a giugno, cerco di dirvi i numeri chiari così ci capiamo, ci tolgo Astra e Johnson, che oggi sono destinati solo a richiami,
Mi restano 1.092.000 dosi. Ma se vi interessa, perché siccome qua tutti parlano, forse vale la pena dire un dato, io me lo sono fatto tirar fuori. La previsione di consegna di vaccini nei 2 trimestri, cioè quindi fino al 30 giugno, dal 1° gennaio, data al 23 aprile, cioè 23 aprile ci hanno detto la vostra previsione per i 6 mesi è 6.165.613, 6.165.613. Sì, Veneto. Dosi in 6 mesi. Il consegnato in previsione, perché non è ancora finito giugno, secondo quello che ci è stato comunicato, è di 4.339.193 dosi, cioè vuol dire meno 30%. Chiaro, no? Poi ognuno fa le sue valutazioni. Cioè, noi abbiamo avuto il 30% di vaccini consegnati in meno rispetto alle previsioni che ci sono state date il 23 di aprile. Sì, io ce l'ho anche distinte per tipo di vaccino se vi interessasse. Però cosa voglio dirvi? Annuncio, tanto dico che oggi noi siamo aperti con le vaccinazioni dai 49 anni, dai 40 anni in su, perché l'ultima categoria che abbiamo aperto sono i 40-49. Ci sono ancora 20-30, anzi se voglio essere proprio giusto, quasi 30.000 posti in agenda, nelle pieghe delle agende, entrando nei siti ci sono. Io consiglio a tutti quelli che hanno da 40 anni in su, che ancora non hanno fatto il vaccino e volessero farselo, di fare in fretta, perché alla mezzanotte è un istante del 3 di giugno, la Regione Veneto apre le agende per gli over 12 anni. È una popolazione dai 12 anni ai 39 anni, quindi, perché i 40 li abbiamo già fatti, è una popolazione di 1.402.000 veneti, 1.402.000, 116.000 sono già vaccinati perché sono fragili, per la disabilità, perché facevano sport agonistico. Sto parlando di quelli con più di 16 anni ovviamente, no? Perché fino a 16 comunque non venivano vaccinati. Quindi da vaccinare dai 12 ai 39 anni ce ne restano 1.286.000. Io spero essere stato chiaro con i numeri. Apriamo agende. Allora sentite, noi buttiamo sempre come al solito, che sia chiaro, io ho sempre detto liberi tutti dopo i 39, i 40-49 anni, siete voi testimoni, no? Perché qualcuno è venuto a dirmi ma ha sentito la novità? Sì, avevo detto 15 giorni fa, novità mia. E noi eravamo programmati, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, perché capite, noi abbiamo delle previsioni di consegna, vi ho già detto quelle di giugno, no? Io ho detto che a giugno ne avremo di fatto questo 1.300.000 quello che è, per essere preciso, tutto giugno 1.352.000, che si riducono a 1.092.000 di Pfizer e Moderna. Perché? Ok. Abbiamo preso anche le previsioni di luglio e abbiamo aperto, riservando una quota alle farmacie, perché le farmacie è giusto che scendano in campo assieme ai medici base ai quali è riservata una quota, quindi poi sono quote che il cittadino si ritrova perché troverà il nome della sua farmacia o del suo medico per prenotarsi. Il cittadino che da mezzanotte e un secondo del 3 di giugno vorrà prenotarsi a più di 12 anni, perché a questo punto liberi tutti, avrà a disposizione agende aperte fino al 4 di agosto e non troverà un vaccino, a meno che non riesca a recuperarsene uno di questi quasi 30.000 posti ancora liberi, più o meno liberi, perché poi capite nelle pieghe, prima del 24, sarà difficile che se ne trovi qualcosa prima del 24 di giugno, perché noi abbiamo prenotato, abbiamo agende. Pensate che noi
Ad oggi abbiamo in prenotazione 500.000 persone che prima del 24 giugno dovranno essere vaccinate, che sono già prenotate, sono quelle dei 40enni, 50enni o quello che è. Anch'io ho la mia prenotazione per la seconda vaccinazione. Però è interessante ricordare, apriamo le agende e troverete posti in questo momento fino al 4. Vi dico anche quanti sono questi posti rispetto alla Corte. Abbiamo aperto, buttando un po', rischiando il cuore oltre l'ostacolo, 700.000 posti, che equivalgono più o meno al 54% della Corte, cioè della massa di persone dai 12 ai 39 anni. Capite che il rischio è grande, perché noi stiamo vendendo, è un pagherò, no? Cioè stiamo arrivando al 4 di agosto, ma è così per tutte le regioni. Le regioni che vaccinano, che possono vaccinare di più, sono quelle che hanno deciso di fare, diciamo, di non aggredire i target per età come ha fatto il Veneto. Il Veneto può dire: noi i nostri 60enni, gli over 60, li abbiamo messi in sicurezza. Uno poteva anche dire: ne faccio un po' di qua, un po' di là e mi tiro avanti. Noi adesso diciamo che un po' tutti andranno con le prenotazioni, un po' tutte le regioni prenoteranno, diciamo, degli slot liberi. Quindi l'avviso è che dal 3 ci si può vaccinare dai 12 anni in su in Veneto. A me sembra una giornata storica, perché vuol dire aver chiuso il giro di tutti i veneti, di tutte le fasce d'età, di tutte le categorie, perché con questo si impone la parola fine. E stiamo lavorando ancora rispetto a quello che sono poi, no, se volete vi do un dato particolare: saranno circa 260.000 posti dal 24 al 30 di giugno, cioè riusciamo ad avere 260.000 posti dal 24 fino a fine giugno, e dopodiché gli altri ce li abbiamo tutti nel mese di luglio. Perché il 4 agosto? Perché per noi la settimana vaccinale inizia a metà settimana, non il lunedì, perché le tariamo sulle consegne, ma cambia niente, insomma, 4 agosto. Strada facendo, garanzia di vaccini, apriremo sempre di più, ma a quel punto vedrete che ci sarà una soluzione di contiguità tra le seconde dosi e l'eventuale terza dose, che si accoderà e rinizieremo a ripartire. Penso che ce ne sia a sufficienza, non devo aggiungere altro, insomma. Grazie. Beh, oggi è inutile che vi dica, il 1 giugno cambia molto, perché con le regole del decreto da oggi la ristorazione, lo dico ai cittadini, se volessero approfittarne nel rispetto delle regole, si ricordino che i ristoranti fanno la mescita al chiuso da oggi, i bar possono fare la mescita al banco, insomma cambiano un po' di cose, quindi lo dico anche a beneficio di queste categorie che hanno diritto come tutti di lavorare. Abbiamo Rosato, Vanzan e adesso ci penso io. Rosato, Vanzan. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ci ha un po' spuntato le unghie, perché l'idea era proprio quella di punzecchiarla sui trentenni che scalpitano, ma... Sai che questo tema di punzecchiare mi ricorda all'asilo, voi facevate il punzecchio? No, ci davano le figurine da punzecchiare, invece di tagliarle si punzecchiava e poi si staccava. Cioè, ricordate? Pensa quanto vecchio che dici. Lo so. Bisogna che lo inventiamo un po'. Prego. Dunque, per quanto riguarda il problema andiamo verso le ferie, le vacanze del pass, del Green Pass. Oggi si legge che l'Unione Europea domani attiva la piattaforma per il rilascio. Si dice anche che poi il rilascio materiale del Green Pass, utile per circolare liberamente nell'Unione Europea e accettato reciprocamente, sarà stampato, sarà fornito dall'autorità sanitaria che ha prodotto la vaccinazione. Noi? Esatto. Infatti ce l'hanno già in tasca i veneti.
Ecco, vogliamo un attimo chiarire sta roba, perché sembra una questione di lana caprina, ma insomma la gente vuole anche capire se il pezzo è corretto, di carta... ed è esattamente il quesito che noi ci poniamo tutti i giorni. Si parla di Green Pass, c'è qualcuno che fa vedere le carte plastificate, no? Fa vedere tipo la smart card, la carta di credito, tutte queste menate. Noi ci siamo mossi in sordina da bravi veneti fin dal primo giorno, nonostante qualcuno si agitasse. Abbiamo detto: se una persona è vaccinata è giusto rilasciare un passaporto vaccinale, io lo chiamai. L'abbiamo fatto anche in doppia lingua, lo abbiamo fra l'altro stabilizzato informaticamente anche rispetto ai tamponi per le farmacie. Finalmente dal 7 non ci sarà solo in doppia lingua, ma anche la possibilità di inserirvi dentro, sono state un'istanza del mondo delle farmacie e di chiunque, di inserirvi dentro anche il tipo di tampone. Ci sono dei paesi che chiedono che oltre alla certificazione della negatività del tampone ci sia scritto anche che tampone è stato fatto, quindi anche questo sarà possibile. Sarà possibile dal 7-8 di gennaio, sempre attraverso l'informatica, quindi al banco della farmacia, giugno, scusatemi, andare anche a farsi il tampone senza essere titolare di codice fiscale o tessera sanitaria. C'è uno straniero, cioè che vuole fare un tampone, il sistema ti blocca e dice inserisci il codice fiscale, inserisci. Ecco. Quindi abbiamo risolto anche questi problemi. E per noi il Green Pass è la certificazione dell'avvenuta vaccinazione oppure dell'avvenuta fase di testing del tampone, punto. Oppure deve essere stati ammalati, quindi c'è tutta l'altra fila. Quindi il certificato che viene rilasciato adesso dopo il richiamo è valido e non occorre altro? No, cioè non è che uno deve andare in prefettura da qualche parte, no, cioè, a noi non risulta, e se ci viene fuori qualche fenomeno che si inventa ste robe troverà la nostra opposizione, ai cittadini non c'è un pezzo di carta in mano. Prego. Questo è frutto di un accordo tra regioni? Quindi... Sì. Ok. Però noi stiamo ancora aspettando la direttiva fatta bene a livello comunitario. Potremmo aggiustare la dichiarazione se l'Europa ci dice, non so, mettete il tipo di tampone effettuato. Tanto è vero che ci siamo già adeguati, perché prima scrivevamo positivo o negativo al test rapido, al test antigenico si scriveva, no? Ma nel vaccino, signori, noi già scriviamo il numero del lotto, quindi siamo già a una tracciabilità estrema del vaccino praticato. Ho visto dei cittadini stranieri che presentavano dei certificati vaccinali, anche loro con Pfizer, sto parlando dell'America centrale, e il lotto scritto, per cui ormai il linguaggio è comune a livello mondiale. E chiederei un'altra cosa, può sembrare effettivamente bizzarro visto che siamo ancora piene vaccinazioni in corso, ma c'è un insistente tam tam intorno alla possibilità del terzo richiamo in autunno. Come stanno le cose? Stanno che stamattina ho fatto una riunione con la dottoressa Russo e ne ho parlato perché tra le tante robe ho chiesto anche a lei. Al momento non c'è nessuna evidenza, diciamo, scientifica, nel senso, evidenza scientifica ce ne sono, ma diciamo che ci sia un profilo scientifico che ha fatto partire la macchina per stabilire la terza vaccinazione. A mio avviso ci sarà, chiamatela la terza vaccinazione, chiamatela il richiamo o chiamatela la vaccinazione da fare, ma ci sarà. Noi siamo convinti, ve l'ho detto prima, che ci ritroveremo in una situazione di contiguità tra la fine di questa campagna vaccinale e l'inizio della prossima. Sul vaccino autunnale noi avremo vedete, lo sto chiamando richiamo dall'influenza, no? Avremo l'antinfluenzale e poi avremo Covid. Non si possono mischiare, cioè non è che uno può fare una iniezione, però mi si dice che si possono praticare 2 iniezioni su 2 braccia distinte, come si fa per la pneumococcica, dove si fanno le 2 iniezioni. Adesso sarà tutto da verificare, dopodiché io penso che noi siamo nella parte di uscita da questo tunnel, di questo incubo che stiamo vivendo. I vaccini ci hanno dato una gran mano, è innegabile.
Grazie. Prego. Allora abbiamo Vanzan, Moscati, Bonet. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Un chiarimento, quindi dal 6-7 giugno, se non ho capito male, ci si potrà fare il vaccino in farmacia oppure solo per i tamponi? No, il vaccino noi ci stiamo organizzando per queste fasce di età che apriamo dal 3, che andranno a valere dal 24 giugno, perché vi ho detto che dal 24 giugno si entrerà nella fase operativa, dal 3 si inizia a prenotare. Quindi chi prima arriva meglio alloggia. E quindi darete alle farmacie, come per i medici di base, Stiamo tentando... Pfizer o Moderna? Quelli sì, saranno? solo quelli, stiamo parlando solo di Pfizer e Moderna. Sì, giusto, scusami. AstraZeneca e Johnson & Johnson, per capirci, finite le seconde dosi, scandisco bene, e finite le richieste degli over 60, per noi diventano un problema. Perché rischiano solo di restare a magazzino e di farmi scendere la percentuale delle vaccinazioni fatte del Veneto, che vedete questo 96-94 scende, cioè vuol dire che il magazzino mi resta lì e quindi mi pesano. Se non si chiarisce l'utilizzabilità sotto i 60 anni in maniera incontrovertibile, per noi è un vaccino che non utilizzeremo più. Non te lo so dire, io ne ho parlato anche quando è venuto qua col generale, gli ho detto guarda che finisce su un binario morto se va avanti così, perché i nostri tecnici assieme a molti altri, clinici scusate, delle altre regioni ci dicono somministrazione con giornate dedicate a evito di citare i nomi, a quell'altro vaccino non raccomandati su quelle fasce d'età, decisamente no, perché il primo guaio che c'è, ci dicono i nostri, noi non vogliamo problemi. Ma per le farmacie vi organizzerete, gli darete Pfizer. No, l'iniezione è già pronta, perché c'è il problema della catena del freddo? Sì, ma è anche sostanzialmente risolto, anche qui ben venga sta domanda, perché mi permette di ricordare una roba. Siamo partiti da meno 80 con il riscaldamento, tutta la storia che sapete. Ma siamo arrivati a 10 giorni fa che c'è stata una circolare che ci dice che Pfizer può stare 30 giorni a temperatura di frigorifero. Questo cambia il mondo. Dov'è che abbiamo il problema noi con queste, diciamo, con centri vaccinali piccoli, cioè la farmacia? E sta nello spacchettamento del lotto, perché c'è proprio un regime giuridico, cioè tu prendi la pizza, cioè tipo un cartone da pizza dei vaccini che hanno tante dosi, tu non è che puoi dire ti do 3 boccette, ti do 2 flacconi e via, devi spacchettare, ricostituire il lotto, c'è tutto un tema di tracciabilità. È un lavorone, però è giusto che siano coinvolti tutti nelle vaccinazioni, cioè tutti sono della squadra della sanità del Veneto, quindi approfittiamo del liberi tutti per coinvolgere e anche in virtù di questa circolare che c'è stata dei 30 giorni per essere più tranquilli. Prima non riuscivamo. E dal punto di vista invece delle aziende, dei centri vaccinali nelle aziende, è venuto meno visto che stanno funzionando bene i vostri centri vaccinali, oppure si andrà avanti comunque con questa proposta? Con i turisti adesso i prossimi giorni vi daremo comunicazione, questa è una delle vaccinazioni che si fa. Ci sono delle aziende che si sono messe a disposizione, come voi sapete, per diventare centro vaccinale in nome per conto nostro, no? Dopodiché è innegabile, noi stiamo ancora guardando con attenzione questa disponibilità, però è innegabile che l'efficienza che si riesce a fare con dei centri vaccinali come quelli che abbiamo messo in piedi è unica. Se pensate che Fiera di Padova arriva a fare 6.000, 7.000, 8.000 vaccini al giorno, così il centro di Treviso di Villorba, piuttosto che Veneto Acqua, insomma è difficile avere quei numeri. Una domanda che arriva dai nostri lettori: ci sono persone che, dopo aver sentito anche le sue parole la settimana scorsa quando diceva stiamo valutando di anticipare il richiamo da 42 a 35 giorni se ci fossero delle difficoltà, non sanno a chi rivolgersi per poter eventualmente anticipare, non spostare, ma anticipare per problemi di impegni familiari eccetera. I numeri di telefono messi a disposizione rispondono, ma sostengono di non avere indicazioni in merito. Quindi la domanda è
È possibile? Darete delle indicazioni alle ULSS? Cosa deve fare? No, guarda, io mi scuso per questo, ve l'ho già detto 2 volte, ma qua un giorno manca il martello, un giorno manca il chiodo, un altro giorno manca quello che usa il martello, è sempre così. E approfitteremo di fare una circolare, perché penso che giustamente il cittadino deve avere un riferimento. Penso che potrebbe essere, ad esempio, quello, ma non chiamate oggi, ma domani mattina in riunione lo dirò, di utilizzare anche il numero verde, cioè, o un riferimento nelle ULSS, insomma, cioè di fare in modo, ovviamente la preghiera che faccio ai cittadini, se c'è una necessità ci siamo, che adesso non ci mettiamo a guardare il meteo, in base al meteo decidiamo se anticipare o posticipare la prenotazione. Cioè noi abbiamo fatto, per essere vicini ai cittadini, la possibilità di non fermarci al 42esimo, ma di avere questo lasco 35-42 giorni. Adesso cerchiamo anche di non... Basta solo sapere a chi rivolgersi. No, è giusto. Moscati. Che poi se vuoi che te la dica tutta, per me il sistema migliore sarebbe recarsi al centro vaccinale e dire: senti, ci sarà qualcuno col software, però la devo verificare, quindi non arrecatevi al centro vaccinale. E dopo non vi dico parole che c'è il giorno dopo. Cioè il call center poi l'ho mandato in tilt 2 o 3 volte ormai. E approfittiamo per ringraziarli, i signori del call center, perché comunque stanno facendo un grosso lavoro anche loro. Prego. Sì, buongiorno Presidente, volevo una precisazione su quanto ha detto prima. Lei prima ha detto dalle ore 24 del 3 giugno? Sì. Cioè dal 4? No, 24, no. Ecco, no, siccome ha detto 24 era solo... Insomma, il 3 giugno a qualsiasi ora potete vaccinare, potete prenotare. Dal 3 giugno, perfetto. Poi un'altra domanda, è previsto in fondo per questo rush finale dei quarantenni qualche open day del tipo che sono state fatte? No, cioè, vabbè, assolutamente no, noi abbiamo messo tutti nelle condizioni di vaccinarsi. I quarantenni peraltro hanno ancora qualche posto libero dentro nelle agende vaccinali. Era una richiesta così. Ecco, e un'altra, anche qua una piccola domanda che viene dai lettori: quando finirà questa mascherina all'aperto? Perché sembra sempre che l'asticella venga spostata e alzata, no? Prima erano gli over 80 in sicurezza, gli over 60, eccetera, eccetera, per arrivare a quando? Guardate, io penso che se una persona passeggia, va a farsi una passeggiata da sola, se tira giù la mascherina e respira un po' di aria fresca non gli fa neanche male, no? Dopodiché vi dico come mi comporto io, a prescindere da quello che scrivono sui decreti, potrebbero anche toglierla sta mascherina. D'ora in poi, se vedo un posto affollato me la metto, so che nessuno si mette a sorridere, perché noi sorridevamo magari quando vedevamo l'orientale della situazione che arrivava con la mascherina, adesso magari comprendiamo di più, no? Un fatto culturale. Quindi l'ho detto, no? La utilizzeremo come l'ombrello, se piove si apre l'ombrello, se non piove no. Qui non c'è la pioggia ma c'è l'assembramento. Dovremmo un po' regolarci. Sì, ma la gente infatti si regola, però purtroppo certe volte si trovano anche delle persone che girano in bicicletta con la mascherina da soli, per cui ovviamente loro si adeguano a quello che dice la legge. In questa fase se si porta non si fa male, ne veniamo fuori e dopo si vedrà, ci sarà un decreto che chiarirà. Insomma, è questione di qualche giorno, di un po' di giorni? Non ve lo so dire, però insomma non vorrei che adesso iniziasse come si può dire, il problema della mascherina. Cioè. Beh, sicuramente col caldo diciamo la verità che se fino adesso era molto la mascherina, guardi, la porto anch'io come la portano tutti, non vivo ibernato, la uso in palestra, la uso... dopo, come si può dire, c'è anche un aspetto personale, c'è chi la sopporta di più, chi di meno. A volte io dico, la porto per quelli che magari non riescono a portarla, no? Magari faccio anche questo ragionamento. Adesso ci vuole un po' di pazienza, ma ne veniamo fuori. Di certo la nostra vita non sarà segnata dalla mascherina in futuro, questo è poco ma sicuro. Grazie. Però io me la terrò sempre, in tasca, magari pronta all'uso. Bene, Bone. Sì, si sente molto.
Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo capire meglio l'aspetto degli altri protagonisti della campagna vaccinale. Le aziende abbiamo capito che non serviranno sostanzialmente perché gli altri grazie, non lo escludo, nel senso che ne abbiamo parlato stamattina, c'è grande disponibilità, noi adesso stiamo cercando di trovare una modalità per efficientare il sistema, se c'è. Considerate che siamo partiti che avevamo molte aspettative e ci mancavano i vaccini. Dopo abbiamo tentato di dire gliene diamo un po' tanto per partire, ci hanno detto che non si dovevano vaccinare. Vi ricordate il dibattito? Sì, certo, è tutto chiaro. No, vorrei ricordarlo che qualcuno pensi che abbiamo annunciato e poi non l'abbiamo fatto, noi lo volevamo fare subito. E invece non ho capito, medici di base e farmacie avranno quindi una quota riservata di questo 1.300.000? Avranno la possibilità anche loro di entrare in questi 700.000. Sì, cioè di usare il 1.300.000 dosi che arriveranno a giugno. Sì. Anche loro attraverso il portale, quindi? Sì, allora vi ricordo che le farmacie devono essere sul portale, i medici di base possono essere sul portale oppure si fanno anche la prenotazione direttamente con il loro paziente, ma è una scelta loro questa. Ma sanno quanti vaccini avranno a disposizione. Poveri medici di base, è vera una cosa che non hanno avuto tantissimi vaccini, però vorrei ricordare che quello è quello che passa al convento, cioè a me interessa dire che se non abbiamo fatto, come si può dire, spianato tutte le armi che avevamo a disposizione, perché non avevamo munizioni e non ce le abbiamo le munizioni. Vi ho detto prima che ci sono stati forniti il 30% di vaccini in meno, non è colpa di Figliolo, è colpa dell'Europa, del contratto che non c'è, è dai tempi di Arcuri che ci trasciniamo sta rogna, no? Quindi concretamente, per mandare un messaggio anche a chi ci ascolta, se io volessi vaccinarmi in farmacia, vado in farmacia, dico mi fai vaccinare e loro mi... Allora, per le vie brevi vai in farmacia, però in questa fase, cioè, dal 3, la farmacia cosa farà? Prenota sul portale. Se è già inserita lei come portale, si prenota direttamente per la farmacia, se no può solo farti la prenotazione sul centro vaccinale. Ok, il medico di base lo chiama e fa tutto lui. Se vaccina, nel senso che poi vi ricordo che non tutte le farmacie vaccinano. E neanche tutti i medici di base. Va bene. Per quanto riguarda quelle corsie prioritarie di cui si era parlato, il tema del turismo, gli stagionali... Ci stiamo lavorando, vi darò comunicazione. Venerdì, penso, venerdì o lunedì vi do comunicazione. Va bene, grazie. Prego. Antonella Pregioni, ci sono altre domande successive? Prego. No, dopo chiudiamo. Buongiorno Presidente, del Buongiorno. 30% in meno è stato suddiviso in maniera equanime tra i vaccini o ce n'è stato uno che magari è mancato più di altri? Dove, scusa? Del 30% in meno della fornitura dei vaccini. Ah, guardate, c'è un po' di... Vi posso anche dire. Allora, se vi interessa... il CureVac non è arrivato, sono 595.000 dosi mai viste. 95.433 CureVac o CureVac, non so adesso. Johnson & Johnson meno 69%, preventivate nei 6 mesi 594.814 dosi, consegnate al 36, cioè con la previsione 183.800. Ma io vi do lo specchietto, ve lo fotografate e vi divertite di più. E comunque nell'ordine sono meno 100% CureVac o CureVac, e meno 69% Johnson & Johnson, meno 33% AstraZeneca, meno 11% Pfizer. E Moderna meno 14%, scusa, ero saltato. Cioè, Moderna ci abbiamo rimesso, lasciato a terra 60.000 dosi, abbiamo perso, erano pochi. Ma se volete farvi una foto, fallo girare. Ah, glielo mandi, via. Grazie. Pfizer sta facendo la parte del leone, noi abbiamo un'elaborazione, ormai la nostra campagna vaccinale è basata su Pfizer e Moderna, ma Moderna... Stiamo parlando di niente contro milioni. Cosa c'è? No, diceva lui. Se c'è il file? No, ma c'è...
Ma o ce lo facciamo andare dall'ingegner Fattori, me l'ha data lui. Sufficiente ragazzi? Buon lavoro, ciao, grazie. Allora, domani no, ci vediamo giovedì, ok? Domani che giorno è? Il 2 giugno. Ah, no, sta bene, mercoledì domani. Mercoledì, sì. Ci vediamo.